Martedì 13 maggio lo ricorderanno per molti anni le 4 persone a bordo del Piper PA-28 che è atterrato, se così si può dire, verso le 14 in via Madonnina a Padova. Nessuno è rimasto ferito, tutte illese le persone che erano sul velivolo che per causa ancora da accertare ha eseguito una manovra d'atterraggio d'emergenza. Si tratta del pilota e di 3 studenti universitari, uno di origine yemenita e gli altri 2 di origine pakistana. Durante l'atterraggio l'aereo ha urtato alcuni cavi elettrici e colpito le chiome degli alberi nella zona verde del quartiere Paltana senza causare fortunatamente danni a persone. Sul posto i vigili del fuoco della sede centrale di Padova che hanno messo in sicurezza il mezzo mentre il personale del SUEM ha prestato assistenza ai passeggeri e al pilota. Nessuno ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale. Sul luogo dell'incidente presente anche la Polizia di Stato e il personale dell'ente portuale che sta indagando per capire le cause dell'atterraggio d'emergenza. Dalle prime dichiarazioni del pilota, il motore che stavano testando avrebbe perso improvvisamente potenza, costringendolo ad attuare alcune manovre d'emergenza per evitare l'impatto in aree urbane ad alta densità abitativa. Sul posto anche la polizia scientifica e la Digos, incaricati dei rilievi.